Allora, Sindaco, terza edizione del campionato mondiale di Musetto. Perché questa iniziativa? Nasce ancora nel 2018 a tutela e promozione di un prodotto povero, ma secondo noi uno dei prodotti principi della tavola trevigiana e veneta, e dal 2022 è diventato campionato del mondo, e di fatto il mondo del musetto è il nostro mondo, coinvolgendo sempre di più tutta la regione, ma da quest'anno abbiamo anche ospiti del Trentino, del Friuli, e sta prendendo sempre più piede, e questo vuol dire da una parte insomma, che la manifestazione piace, ma soprattutto è il prodotto che piace, che tira e che verrà conservato nel tempo. Ecco, cosa significa il musetto per un territorio come il nostro? Il musetto è la tradizione, il mondo del maiale è la tradizione. Io ho sempre considerato l'uccisione del maiale nelle case delle nostre famiglie un fatto sociale. Attorno a questo mondo si sviluppava un'economia, una famiglia, delle tradizioni, dei riti ed effettivamente anche una vera e propria socialità che continuava. Qualcuno pensava che questo mondo fosse sparito, chiaramente è cambiato, ma non è sparito, anzi si rivela forse più vivo e vivace di quello che credevamo. Ecco, ed è una vera e propria competizione, campionato del mondo. Qui si sgomita per vincere. Si sgomita, si arriva anche da molto lontano, ci sono 48 partecipanti più 2 ad invito, quindi 50 partecipanti totali. C'è stata una preselezione il 15 gennaio, questa sera in finale ci saranno 12 finalisti più i 2 inviti, quindi 14 musetti che saranno giudicati da una giuria molto variegata di 22 persone che stasera andranno a insignire il campione del mondo del musetto. Ecco, il musetto più buono, che caratteristiche deve avere? Il musetto più buono è quello che piace, questo è un primo punto. Chiaramente cambia molto da palato a palato, però il musetto, una regola è che bisogna che il pette, cioè bisogna che sia appiccicoso, che quindi ci sia quella giusta proporzione di grasso, di cottica che gli dia quella pettosità, se possiamo usare questo termine. Poi da area a area magari può cambiare anche un po' la ricetta, fondamentalmente se la base di partenza del prodotto è buono e la mano del norcino è buona, si ha un prodotto di qualità. Io ero in giuria nella preselezione, ho avuto modo di assaggiare dei prodotti veramente buoni.